Sindacati della Polizia Locale di Agrigento sul piede di guerra per una serie di problemi che rendono precario il lavoro dei colleghi, a cominciare dalla mancanza di uniformi. Dopo aver atteso che l'amministrazione comunale prendesse a cuore le loro istanze, i sindacati di categoria, visto il nulla di fatto, hanno annunciato lo stato di agitazione. La carenza di un idoneo equipaggiamento ha costretto gli agenti a lavorare sotto la pioggia in piena emergenza durante l'allerta rossa che li ha visti nelle zone colpite di Agrigento in abiti civili. Questo è uno dei tanti casi che hanno portato gli interessati a chiedere con forza il rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto della loro dignità. In un comunicato per niente tenero, i sindacati CGIL con Lorella Capellupo, Silpol con Pino Miliotto e la UIL con Totò Gallo si dicono tra l'altro meravigliati che l'amministrazione comunale, così attenta al decoro urbano, poi alla fine non si curi di dotare di uniformi gli appartenenti alla polizia locale, i cui abiti civili non offrono certamente una bella immagine della città. Gli operatori della polizia locale agrigentini lamentano inoltre il mancato pagamento dello straordinario e degli arretrati contrattuali e delle spettanze relative al progetto Nike del 2017. Tutte richieste avanzate all'amministrazione comunale ma senza alcun riscontro. Da qui la delusione e l'intenzione dei sindacati della polizia locale della città dei Templi a non concedere altro tempo all'amministrazione comunale per la soluzione di quanto evidenziato con un lungo comunicato alle redazioni.